Ben ritrovati cari telespettatori, ben arrivato anche al nostro ospite. Incominciamo la nostra trasmissione che come sempre però avrà vari interlocutori, avrà vari momenti di approfondimento e diverse tematiche. Vi presento, già lo dovreste conoscere se ci seguite da un po' di tempo, il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Grazie di essere qui con noi, Alessandro Miani. Professore, grazie. Grazie a voi, buona serata. Come sempre non possiamo fisicamente averlo qui in studio perché è ben lungi, è lontanuccio un po' da Padova, vero professore? No, ma non lontanissimo, io sono veneto di origine familiare, anche se l'accento è tipicamente milanese, vi parlo da Milano, però sono sempre in giro e quindi però prometto che verrò a trovarvi di persona. Assolutamente, ci farà molto piacere. E allora, quando parliamo con la Società Italiana di Medicina Ambientale, in modo particolare con il Presidente, affrontiamo delle questioni che ci riguardano molto da vicino e non sempre nel bene. Ci sono stati fatti ambientali, situazioni ambientali anche molto pesanti, hanno provocato dei danni, stiamo parlando di dissesto idrogeologico con ripercussioni nella vita dei cittadini, per la vita dei cittadini nei luoghi urbani dove normalmente risiediamo, e sembra che a questo non ci sia termine. Purtroppo l'urbanistica delle nostre città, gli interventi che si sono e si continuano a fare non conciliano con dei cambiamenti climatici in atto. Presidente, ma sono i cambiamenti climatici la causa di tutto o c'è una corresponsabilità nel nostro modo di aver edificato e continuare a edificare senza tener conto che siamo in un contesto anche ambientale delicato, fragile? Sì, beh, quello dell'Italia, l'Italia è un territorio particolarmente fragile dal punto di vista del rischio di dissesto idrogeologico. I dati dell'ISPRA ci dicono che il 91% dei comuni italiani è a rischio, quindi è un numero, diciamo, è molto importante, ecco, come quantità di comuni e anche quindi di cittadinanze a rischio. Senza nessun dubbio nei decenni passati ci sono stati anche molti casi di urbanizzazioni selvagge senza rispettare eh, parametri che insomma del buon senso, ok? E adesso stiamo vedendo un fiume e sappiamo che ci sono state anche e sono state costruite anche case proprio a ridosso di corsi d'acqua che ovviamente quando esondano portano via tutto, comprese le abitazioni e purtroppo in alcuni casi anche vite umane. E è un problema in cui il cambiamento climatico che oggi stiamo vivendo non fa altro che esacerbarlo, ma è un problema di cui l'Italia è colpita da decenni. Quello che possiamo dire è che negli ultimi 10 anni questi fenomeni sono più che raddoppiati rispetto al decennio precedente. Questo sicuramente è dovuto al cambiamento climatico, ma come abbiamo visto dalle immagini non è solamente un problema di salute pubblica, quindi di tutela della salute di chi è colpito da questi eventi, ma anche di ricadute economiche importanti, tant'è che negli ultimi 80 anni in Italia sono stati spesi oltre 340 miliardi di euro al valore attuale solamente in ripristino dei danni, quindi una cifra enorme. E ci dice l'Agenzia Europea per l'Ambiente che per ogni euro che noi investiamo in prevenzione ne risparmiamo 6 in mancato ripristino, quindi guadagniamo 6 euro per ogni euro che noi investiamo in prevenzione. Quindi questo ci fa capire quanto è importante fare prevenzione, quanto è importante anche avere una pianificazione urbanistica e anche migliorare tutto il comparto delle infrastrutture per evitare che ci siano queste esondazioni, questi smottamenti, queste frane. E ci sono delle regioni che sono più soggette a questo tipo di fenomeni per una condizione orografica e geografica, anche idrografica. Adesso, per esempio, l'Emilia-Romagna, che non è la vostra regione, è una regione particolarmente colpita perché abbiamo degli Appennini da cui partono dei corsi d'acqua, molti che hanno anche delle pendenze importanti e che poi
rallentano improvvisamente con la pianura e quando ci sono forti piogge, bombe d'acqua, ovviamente la massa d'acqua che corre veloce quando rallenta tende ad esondare. Ma non solo l'Emilia-Romagna, insomma, anche il Veneto e anche la Lombardia, anche il Trentino sono soggetti a questi fenomeni, ognuno per le sue caratteristiche. Eh, Ci sono anche dei sistemi per ridurre il rischio, oltre al buon senso Eh, magari di non costruire diciamo, nell'alvo di un fiume, ecco, un'abitazione, sono quelli di creare dei bacini dove ovviamente l'acqua, in caso di esondazione, può essere raccolta e quindi non debba per forza raggiungere le nostre città, i nostri centri abitati, quello di rafforzare gli argini, e quello di tenere puliti i corsi d'acqua nei mesi in cui magari abbiamo della siccità. Tutti i lavori che si darebbero per scontati, la cittadinanza dà per scontati, ma che e spesso e invece... volentieri ci si dimentica di fare, ecco, diciamola così, alla meno peggio. E questo ovviamente poi porta dei problemi importanti. Poi ci sono anche altri sistemi che peraltro costano anche poco, come per esempio quello di dotare, non so, le aree urbane di tetti verdi, di giardini pluviali, di strutture comunque verdi anche pensili che sono in grado di raccogliere fino al 70% dell'acqua piovana in caso di piogge Ecco, le intense. interrompo un E attimo, che quindi questo che lei sta dicendo è molto interessante, ne parlammo anche tanto tempo fa. Tetti verdi, ma come, in che termini? Possono essere costruiti solo in abitazioni ex novo? Vediamo a Milano appunto le opere che sono state progettate di recente, oppure anche in una ristrutturazione, quindi per cercare di mitigare le situazioni in atto. Come funziona questo? allora, i tetti verdi ovviamente funzionano meglio se sono in piano, ma abbiamo molti tetti che anche nelle zone industriali sono in piano e quindi possono essere ricoperti con diciamo delle strutture costruite ad hoc su cui viene posizionata della terra, le piante e eventualmente, se necessario, anche un sistema di irrigazione per quando non piove. Però ecco, questi sistemi sono in grado di trattenere moltissima acqua quando piove e quindi evitare che quell'acqua vada a finire poi diciamo nei reflui urbani Certo. o nelle fognature urbane e quindi possa poi anche aumentare, ecco, il rischio di allagamento di una città. Come spesso avviene, noi vediamo quando piove molto in una città l'acqua risale anche dai tombini che invece dovrebbero raccoglierla perché c'è un eccesso di acqua quando c'è una bomba d'acqua. Ecco, quindi l'utilizzo di giardini, che si chiamano giardini pluviali, di tetti verdi, di strutture, di infrastrutture verdi, e questo riduce di molto il rischio di allagamento della città, ma anche l'utilizzo di superfici drenanti, come per esempio asfalti drenanti, e questo non solo nelle città, anche nelle zone, diciamo, periurbane, riducono molto il rischio appunto di avere un eccesso di massa d'acqua disponibile nelle città con tutti i problemi che questi creano, sia per le attività commerciali, sia per la cittadinanza, per le automobili. La questione dei tetti verdi ha un doppio vantaggio. Da un lato quello di ridurre, diciamo, l'acqua che andrebbe ad invadere la città, ma dall'altro lato, per esempio nei periodi estivi, un tetto verde è in grado anche di abbattere la temperatura all'interno dell'edificio fino a 3 gradi e quindi ci Che fa non è risparmiare poco. energia per il raffrescamento e riduce una serie di, diciamo, anche di disagi per chi vive quell'ambiente costruito o per chi lavora in quell'edificio. Certo. Ecco, insomma. Quindi, Infatti, insomma, ci però, sono tanti sistemi. Altro sistema interessante è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale assieme a degli algoritmi predittivi, oggi che disponiamo di tutte queste tecnologie, per monitorare sulla base di dati conosciuti, anche pregressi, quello che
potrebbe avvenire di lì a poco e quindi dare un preavviso anche alla popolazione, quindi riducendo il rischio per la popolazione, ma anche delle indicazioni di massima ai decisori e a, non so, la protezione civile piuttosto che chi si deve occupare di tutelare l'ambiente e anche la nostra salute per evitare che un'alluvione possa creare i danni che poi insomma vediamo abitualmente crea. Ecco, ci sono situazioni estremamente piovose e stiamo vivendo in questo periodo, un po', insomma, quest'anno per noi è stato particolare. Poi sappiamo benissimo, l'anno scorso eravamo nella situazione opposta, siccità totale, difficoltà addirittura a poter mantenere le fontane pubbliche aperte, a abbeverare gli alberi nei giardini, insomma grande crisi idrica, ve lo vediamo adesso per esempio in Sicilia, in alcune zone del sud Italia. Com'è possibile contemperare queste situazioni un po' estreme? Perché da un lato quando piove, giustamente lei suggerisce delle cose da fare che possono essere utili, però poi quando manca l'acqua anche a mantenerle diventa un grosso problema, anche perché i periodi siccitosi diventano adesso lunghissimi rispetto a una volta. Alcune delle soluzioni che si possono suggerire per evitare gli alluvioni consentono anche di accumulare acqua per quando c'è siccità. Per esempio, l'utilizzo nelle città di asfalti drenanti con delle cisterne interrate consente di recuperare dell'acqua piovana che può essere poi riutilizzata per innaffiare le piante, i giardini, i parchi cittadini. E per quanto riguarda, diciamo, i bacini, lo stesso, i bacini di contenimento attorno ai fiumi, si possono creare una sorta di laghetti artificiali da cui poi gli agricoltori possono prelevare l'acqua per innaffiare o irrigare i propri campi. Adesso non è tutto così semplice, ovviamente, anche perché il piano strutturale deve essere molto, molto più ampio e deve tenere conto anche delle tipicità particolari da una regione ad un'altra regione e le necessità e anche i tipi di coltivazione. Però il cambiamento climatico bisogna incominciare ad affrontarlo in maniera seria perché porta appunto a questi improvvisi cambi di rotta, quindi si può passare da una siccità prolungata a un periodo di piogge intense in cui in pochi giorni cade la pioggia che cadrebbe magari in molti mesi. E quindi pensare e studiare dei piani che comportano ovviamente degli investimenti anche importanti, ma che sul medio-lungo periodo ci fanno risparmiare tanti danari, perché continuare a Certo. rincorrere l'emergenza significa spendere danari pubblici per, voglio dire, dare dei ristori che poi non sono mai nei fatti dei ristori completi, ecco, per chi ha Infatti. subito un danno, senza considerare i danni in termini di salute e anche di salute Certo. psicologica di chi perde tutto e si ritrova magari un gruzzoletto, ma però deve ripartire da zero, senza considerare chi perde tutto magari con l'allagamento di una cantina, di un magazzino, dove magari aveva raccolto i ricordi di una vita, anche a livello iconografico, quindi anche fossero solo fotografie, immagini, quadri, Infatti. uno perde la sua storia tecnicamente. Oggi noi più giovani, io non troppo, ma diciamo i più giovani sono abituati a conservare tutto su memorie esterne, diciamo, sul digitale, sul cloud, ma molti dei nostri anziani utilizzano ancora la fotografia e quindi abbiamo Sì. visto tutti interviste a persone che si sono visti trovati allagati, magazzini, case, i piani bassi e i piani terreni in cui hanno perso proprio anche il ricordo della loro Eh vita sì. passata, dei loro cari e via dicendo, e questo ovviamente ha delle implicazioni anche psicologiche sulla salute mentale importanti. Assolutamente. Professore, ci sono degli esempi virtuosi in Europa, nel mondo, a cui ci si può rifare, Ma che sono sì, riusciti alcune, ad alcune attuare delle, qualcosa di interessante? sì, alcune delle cose che vi ho raccontato prima, a cui aggiungo anche la cosiddetta agricoltura rigenerativa, che vuol dire mantenere, diciamo, vicini ai grandi fiumi, ai grandi torrenti che sono a rischio di esondazione, ma non solo, mantenere delle campagne sempreverdi, quindi in cui ci sia sempre
terra coltivata verde, con presenza di piante, con presenza di coltivazioni. Questo è un'altra cosa che evita, per esempio, il ruscellamento dell'acqua superficiale. Quando ci sono forti piogge, questo ruscellamento contribuisce anch'esso agli allagamenti, alle grandi alluvioni. E Certo. che sia questo, che siano i bacini, che siano gli algoritmi predittivi a cui facevo riferimento prima, piuttosto che gli asfalti drenanti o i tetti verdi, sono tutte buone pratiche che già sono state implementate in diverse parti del mondo con successo, tant'è che diciamo, si oscilla tra un meno 30 e un meno 50% di rischio di danni da alluvione se vengono applicate queste buone pratiche. Aspetta. Quello, anche in Italia ovviamente ci sono degli esempi virtuosi in tal senso. Il problema è che bisognerebbe cercare di non sottovalutare, e anche la cultura del negazionismo del cambiamento climatico non aiuta, perché porta a sottovalutare poi quello che avviene. Quindi imparare a prevedere, investire in prevenzione e cercare veramente di dare un segnale, ecco, che il tema esiste, e senza creare allarmismi particolari, senza, voglio dire, spaventare nessuno, ma chi se ne deve occupare, ecco, se ne deve veramente occupare, soprattutto quando questo rischio alluvionale, o quindi quando non sono previste piogge e via dicendo, partendo proprio dalle cose più semplici, ossia mantenere puliti i corsi d'acqua. Per esempio, si è visto in Svizzera, per dire una nazione vicino a noi, in cui i torrenti di montagna mantenuti puliti, ecco, non ci sono più state particolari esondazioni a Ah, valle nei addirittura. momenti in cui ci sono state grandi piogge. E potremmo fare anche noi, alla fine i fiumi che esondano li conosciamo bene, poi sono sempre Sì. gli stessi, basterebbe, ecco, tenerli puliti e tenere, allargare magari gli alvei di questi corsi d'acqua, in modo che quando ci sono grandi piogge non c'è il rischio di portare a valle tronchi, massi e via dicendo, e di fare correre l'acqua non troppo velocemente se allarghiamo un pochettino il loro albo. Certo, quindi sostanzialmente c'è un concorso di elementi, da una parte una forte urbanizzazione che un tempo non c'era, quindi meno luoghi dove l'acqua può fluire, e dall'altra c'è effettivamente, lei lo sottolinea, un cambiamento climatico in atto, questo bisogna riconoscerlo, giusto? Sì, ma questo è un qualcosa che oramai è riconosciuto da tutti, e voglio dire, se anche per magari alle volte opportunità politiche o per diciamo interessi particolari, ecco, si tende a metterlo da parte, e nei fatti al centro dell'attenzione, delle agende anche economiche di quasi tutti i paesi al mondo. Noi siamo come Italia una sorta di hotspot, quindi di luogo in cui questi cambiamenti stanno avvenendo prima e stanno avvenendo in maniera molto più importante, ma ci sono paesi che sono molto più lontani da noi, che ne subiranno danni nettamente peggiori rispetto ai nostri. Ci sono anche tutte le isole, gli atolli, soprattutto nel Pacifico, che nel giro di alcune decine d'anni potrebbero anche scomparire del tutto, perché ci sarà anche previsto questo, ecco, anche un innalzamento complessivo del livello del mare nel bacino del Mediterraneo di circa di 1 metro entro la fine di questo secolo, e noi siamo comunque una penisola con migliaia di chilometri Infatti. affacciati sul mare, e quindi immaginiamo anche l'investimento per salvaguardare tutte le città costiere. Ma ci sono, ripeto, paesi, atolli e isolette nel Pacifico che probabilmente dovranno passare dalle case alle palafitte, ecco, per mantenere la Sì. popolazione, perché non ci sarà più terra disponibile, visto che l'altezza sul livello del mare è sì e no di 1 metro, 1 metro e mezzo, 2 al massimo. Quindi, insomma, è un qualcosa che Bisogna su cui riflettere ecco, assolutamente, su cui riflettere, ma consideri, anche guardiamo agire. anche solamente il mercato immobiliare, che si sta già spostando sui luoghi di montagna, perché
alcuni luoghi, voglio dire, che prima potevano essere considerati delle mete turistiche, stanno diventando troppo caldi. È possibile che tra 30, 40, 50 anni non andremo a fare il bagno in Liguria, ma magari andremo a fare il bagno in Normandia, perché la temperatura là sarà più vicina a quella che oggi abbiamo nel nostro Mediterraneo. Certo. Grazie professore, Presidente, sono tutte cose estremamente interessanti, bisogna che naturalmente poi a livello istituzionale, compatibilmente con i soliti conti che bisogna fare, se ne tenga conto. So che comunque voi siete molto attivi nell'informare, nel sollecitare e sensibilizzare l'opinione pubblica e non solo a questo riguardo, e continuate nelle vostre ricerche. Ci risentiremo, ci rivedremo, perché ci sono altri temi importanti, parlavamo anche di salute delle persone, dei bambini, parlavamo prima fuori onda, prima della trasmissione, ed è un tema che vorrei approfondire con lei perché ci riguarda da vicino quando si parla di interazione tra ambiente e vita delle persone e salute delle persone. Allora io la ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie a lei e a tutti i suoi ascoltatori del Veneto, Grazie. del Trentino, di tutte le regioni che raggiungete con la vostra emittente. Allora Presidente, buon lavoro, buone ricerche, so che ne continuate a fare, quindi ci terrete come sempre aggiornati, e intanto a voi cari telespettatori lascio al brevissimo break pubblicitario, poi ci ritroviamo insieme. Grazie.